Insegna filosofia politica a Siena e a Lugano. Studioso del pensiero liberale e libertario, un anno fa ha partecipato alla costituzione di un'associazione, Diritto di Voto, che si propone di favorire la nascita per via referendaria pacifica, legale e democratica di nuove entità politiche e in particolare di un Veneto indipendente. Grazie. Innanzitutto grazie a Indipendenza Veneta per l'invito e grazie a voi di essere qui davvero così numerosi. Secondo me è molto bello perché riempie il cuore vedere che tante persone stasera hanno deciso di venire qui a parlare di libertà, in fondo, ascoltare tutta una serie di riflessioni su questo tema. Quello che mi è stato chiesto dagli organizzatori di dire oggi è un po' qualcosa a commento del primo filmato. Il primo filmato tutto sommato cosa ci diceva? Ci diceva che noi abbiamo delle categorie nella mente, abbiamo un modo di guardare la realtà che ci viene da tutta una serie di condizionamenti e che per noi è qualcosa di molto difficile da abbandonare. Cioè noi abbiamo tutta una serie di riferimenti che sono un po' dei tabù, sono dei dogmi, per noi è difficile rinunciare a certe cose. E allora l'esigenza, come dire, per un movimento che vuole la libertà del Veneto, in primo luogo, è quella di far cambiare la prospettiva, far cambiare lo sguardo. E mi piace a inizio di questo mio intervento ricordare una bella frase di un grande pensatore francese all'inizio del Cinquecento, Étienne de la Boétie, che di fronte allo Stato francese che cresceva e diventava sempre più potente si interrogava su perché tante persone obbedissero a un uomo. In Francia c'era un re, tutte queste persone obbedivano a un uomo. Tutta la sua riflessione sarà su questo tema, ma a un certo punto lui fa una considerazione elementare, ma credo molto, molto forte, molto solida, ed è questa, che si obbedisce semplicemente perché non si ha il coraggio di guardare le cose diversamente e semplicemente perché non si ha il coraggio di fare altro. Allora l'invito che diede allora ai francesi e a tutti noi quest'uomo fu: smettete di obbedire e sarete liberi. Smettete di obbedire e sarete liberi vuol dire smettete di guardare le cose in una certa maniera, secondo i principi che vi hanno inculcato, e vedrete le cose in un'altra. Cioè, il caso del Veneto è clamoroso. Prima lo ricordava giustamente l'avvocato Cantarutti, il Veneto ha una storia di 1100 anni. Il Veneto è un modello per tutti quanti si occupano di storia delle istituzioni, per gli amanti della musica, dell'arte e così via, è un riferimento importantissimo, eppure è scomparso in un certo senso. Perché il Veneto è diventato semplicemente un dipartimento dell'Italia, una sfumatura di qualcosa che si chiama Italia. Quando l'Italia in realtà è una costruzione molto più recente, molto più artificiosa, il risultato di una guerra, di conquista naturalmente, una conquista regia, diceva Antonio Gramsci. E questa costruzione mentale che, come dire, fin da bambini, no? Noi cominciamo a subire che appunto l'Italia, l'italianità è qualcosa che ha cancellato una storia delle istituzioni, delle vicende importantissime. E allora il primo punto che vorrei evidenziare è questo: le istituzioni italiane, quello che vorremmo costruire, effettivamente, se ci pensate, sono essenzialmente parole e pensieri. Le istituzioni non le possiamo toccare, nessuno ha mai toccato uno Stato, nessuno ha mai toccato, che ne so, un matrimonio o qualcosa di questo tipo. Le istituzioni, in senso giuridico, politico e di altro tipo, sono essenzialmente delle idee e sono, come dire, delle parole, delle formulazioni verbali. Allora perché è importante questo? È importante perché allora, come spesso viene detto, chi controlla le parole controlla la società. Chi controlla il sistema di circolazione delle parole controlla la società. Ecco perché è importante, come dire, che tante persone oggi siano qui a sentire discorsi che normalmente non sentono e che sicuramente non potete sentire dai canali della RAI o di Mediaset o leggendo il Corriere della Sera o anche purtroppo leggendo i giornali formalmente del Veneto. Le parole sono importanti, le idee sono fondamentali e le istituzioni vivono solo attraverso queste cose. E allora come possiamo fare, noi che vogliamo che il Veneto sia libero,
e che in realtà tante altre parti che compongono l'Italia possono un domani essere libere, ma il Veneto, ricordatevelo, è in una posizione particolare. Il Veneto è all'avanguardia, io credo, di un qualcosa che negli prossimi anni diventerà importantissimo anche altrove. Ebbene, come possiamo rapportarci a questo sistema dei media che per ovvie ragioni, e lo sapete tutti meglio di me, è avverso all'idea dell'indipendenza del Veneto o dell'indipendenza del Tirolo, della Lombardia, eccetera, eccetera. Come si può fare? Non è semplice, evidentemente. Non è semplice perché ciò che mediaticamente non esiste tout court. Ciò che non compare sui giornali o alla televisione, di fatto non esiste. Ciò che non passa nei media, nei social network, eccetera, non ha una vera rilevanza. Allora io credo che di fronte al problema dei media si debba avere un atteggiamento equilibrato, io credo. Cioè si debba al tempo stesso rendersi conto che non esiste il grande burattinaio, perché non c'è qualcuno, come dire, che sta cospirando in questo momento, l'Andreotti della mitologia, che tira tutti i fili e che impedisce al Veneto di passare in prima serata su Rai 1, non esiste questa realtà. Ma al tempo stesso è pur vero che esistono in realtà, tanti gruppi che anche indipendentemente l'uno dall'altro hanno interesse a difendere lo status quo. Questo è tutto evidente. Prima ho fatto dei nomi: Rai, Mediaset, il Corriere della Sera. Cosa c'è dietro a queste realtà? Ma ci sono dei gruppi ben precisi, quindi non è il burattinaio, perché sappiamo tutto. Sappiamo che la Rai, ad esempio, è, come dire, da tantissimi decenni una grande azienda italiana, lottizzata dalla prima all'ultima persona dei partiti. Tutte le posizioni significative sono, come dire, controllate dai partiti italiani. E i partiti italiani ovviamente sono i primi a non volere la libertà del Veneto. Mediaset, lo sappiamo benissimo qual è la storia di Berlusconi, la sua famiglia e così via. È chiaro che anche lì c'è un interesse evidente. Stessa cosa per i grandi giornali, che fa riferimento ai grandi gruppi finanziari, nello specifico Fiat e altri. E allora come si può fare? È davvero difficile la situazione. Credo che il rapporto con i media sia una delle questioni più complicate per chi vuole la libertà. E al tempo stesso io credo che ci sono delle grandi opportunità di fronte a noi. Ci sono delle grandi opportunità di fronte a noi perché ormai purtroppo tutto sta crollando. Cioè questo è un dato di fatto, lo sappiamo tutti. La situazione ormai è terribile. Il paese in generale e ovviamente il nord in particolare, il Veneto in questo contesto ormai è a capolinea, l'economia non tiene più. E allora ecco che secondo me la grande scommessa per noi oggi è di riuscire ad intercettare un pezzo della classe dirigente, un pezzo del mondo mediatico, per fargli capire che tutto quello che c'è attorno a noi potrebbe nel giro di pochi anni scomparire. E una certa loro ragionevolezza, come dire, molto cinica, indubbiamente, molto egoista negli anni scorsi, oggi non ha più senso di esistere. Devono capire che se vogliono, come dire, che ci sia un futuro per queste realtà, per questo mondo, la strada dell'indipendenza è una strada necessaria. E al tempo stesso, al di là dei grandi media, al di là dei grandi gruppi industriali e così via, c'è l'esigenza che dal basso, come stiamo facendo stasera, come in ogni momento molti di noi fanno sui social network o dove possono, scrivendo su questo o quel giornale, si faccia emergere appunto una voce alternativa. Perché io credo che a questo punto, anche se la maggior parte dei gruppi industriali, dei partiti, dei media è contro evidentemente l'indipendenza veneta e in generale il principio, come dire, del diritto di voto, dell'autodeterminazione, io credo che ormai la situazione sia giunta a un punto tale che anche se solo una frazione, come dire, dell'informazione riesce a cogliere questo messaggio, il messaggio può diventare dirompente. Per quale motivo? Perché un marziano che arrivasse qui da noi e non sapesse nulla rimarrebbe indubbiamente sconvolto dalla situazione.
sconvolto da una situazione come quella italiana, che vede una parte del paese che è sempre più distrutta dalla tassazione, cioè dal residuo fiscale, dal fatto che una marea di soldi vengono sottratti dal Veneto ad esempio e finiscono appunto altrove, e un'altra parte del paese è analogamente distrutta da cosa? Esattamente da quei soldi che vanno a finanziare assistenzialismo, camorre, mafie, cattiva politica e via dicendo. In altri termini, anche una battaglia, mettiamola così, egoistica, tra virgolette, del Veneto, oggi è nei fatti una battaglia altruistica nei confronti di quelle realtà che da decenni languiscono esattamente perché sono, come dire, vittima di un aiuto che le sta progressivamente distruggendo. Chi di voi conosce il Sud sa a cosa mi riferisco. La solidarietà, tra virgolette, che il Veneto, Lombardia e altre regioni sono costrette ad esprimere nei riguardi di queste regioni non si è tradotta minimamente in crescita, non si è tradotta minimamente in sviluppo. E addirittura, se ci pensate, io ho 53 anni e quindi ricordo, come dire, i discorsi che sentivamo fare una volta. Oggi nemmeno più ci danno ragione di questo aiuto. In fondo, quando ero ragazzo sentivo parlare della cassa del mezzogiorno, della necessità della solidarietà, e ci si diceva tutto questo certo è un onere per il nord, ma serve a far crescere il mezzogiorno. C'è un progetto per il sud. Ma ormai sono tantissimi anni che non si sente più parlare né di progetti per il Sud né di minima speranza dello sviluppo del Mezzogiorno. È semplicemente, come dire, una situazione inerziale che sta distruggendo il Nord e sta distruggendo il Sud. E allora, dicevo prima, chi venisse da fuori, da Marte, qui si renderebbe conto che questa situazione non può tenere, che è assurda per il Veneto come per le altre regioni. Poi c'è un altro punto fondamentale. Non solo la classe politica, ma tutti i ceti dirigenti in questo paese ormai sono terribilmente delegittimati. Qualunque sondaggio che riguardi i sindacati, ahimè, anche la Chiesa, gli industriali e così via, non ci dice altro che le nostre elite sono, io direi giustamente, mal giudicate dalla popolazione. E questo, come dire, induce in tutti noi un senso anche di sconforto, perché le nostre sono società complesse e tutti noi abbiamo bisogno di una classe dirigente, ma non possiamo avere una classe dirigente di farabutti o di incapaci o di entrambe le cose, come succede in molti casi. E allora questa delegittimazione terribile della classe dirigente offre evidentemente un'opportunità al nostro sogno, al nostro progetto. Direi anzi che lo rende necessario, perché vedete, prima ho fatto riferimento alla questione economica, no? E questa è una questione importante, il residuo fiscale, il fatto che ogni Veneto, in media, perda per il solo privilegio di essere in Italia 3.000 euro all'anno, e cioè che una famiglia, come dire, perda quindi una cifra considerevole, fate voi la moltiplicazione sulla base del numero per il solo fatto di avere la bandiera italiana e non invece lo straordinario stendardo di San Marco, eccetera. Questo è un dato evidentemente molto significativo. In epoca di crisi voi capite cosa vuol dire che ci sono aziende che chiudono, vuol dire che ci sono giovani che vanno via. Un dato clamoroso è questo, non so se molti di voi lo sanno: il 2012 è stato il primo anno dopo decenni in cui il numero degli stranieri giunti in Italia è stato inferiore al numero degli italiani che sono andati via. Cosa dice questo? Questo dice che ormai il nostro è un paese che sta crollando, che non è per nulla interessante ormai alla gente del terzo mondo, perché non c'è lavoro, e che non offre alcuna possibilità ai nostri giovani. Ebbene, in questa situazione sapete qual è il grande problema? È sicuramente il fatto economico, perché io sono sicuro che qui ci sono famiglie che oggi hanno difficoltà che 5 anni fa non avevano, ma quello che io trovo ancora peggio in un certo senso è che non c'è speranza in questo paese. Cioè il clima, il sentimento, l'umore, no, della nostra popolazione è ormai sempre più intonato alla depressione, ed è intonato alla depressione esattamente per alcune delle questioni che prima erano evocate dall'avvocato Cantalutti.
non possiamo fare nulla, e questa è la situazione in cui ci troviamo. Anche chi vuole proporre delle cose non ha la possibilità di sottoporla al giudizio degli altri, perché in fondo che cosa vuole Indipendenza Veneta? Indipendenza Veneta vuole, ed è questo un punto cruciale, che si possa votare. E quello che gli altri non vogliono concedere è il diritto di voto. Guardate che è una cosa incredibile a pensarci, perché in fondo fin da bambini ci raccontano siamo una democrazia, la democrazia si basa sull'opinione pubblica, sul consenso popolare. Indipendenza Veneta chiede il diritto di votare. Ovviamente non chiede il diritto di votare su cose insignificanti come potrebbe essere, che ne so, tu preferisci che la bottiglietta sia da mezzo litro o da 1 litro, e qualche volta abbiamo avuto referendum non tanto distanti come quesiti negli anni scorsi. No, chiede di votare su qualcosa di veramente importante, cioè chiede di votare su il senso della comunità, la propria tradizione e soprattutto il proprio futuro. Che prospettiva dare, le proprie istituzioni, la possibilità di dar vita a un proprio mondo, a proprie regole che siano confacenti alla propria cultura, alle proprie aspirazioni, eccetera. Ebbene, questo fatto, se ci pensate, è una carta che noi abbiamo, a proposito di carte da gioco che c'erano prima, che è davvero un asso di cuori, vuol dire, quando la briscola nei cuori. Perché? Perché i signori democratici che abbiamo di fronte a noi, che non vogliono farci vedere appunto il mondo che c'è dietro perché hanno tirato giù il sipario, ebbene questi signori ci stanno negando la democrazia alla fine. E questo, come dire, è secondo me il punto cruciale della nostra battaglia. Noi secondo me oggi siamo, come dire, difficilmente vincibili, non dico siamo invincibili perché sarebbe grosso, ma insomma siamo difficili da sconfiggere, perché in fondo chiediamo ai retori, ai cantori della democrazia di essere coerenti con loro stessi. E chiediamo, come dire, essenzialmente che ognuno di noi possa autogovernarsi, che ogni comune possa autogovernarsi. Sapete, io sono un grande ammiratore della Svizzera e ho vissuto in parte in Svizzera, attualmente ho una parte della mia attività che è in Svizzera, e mi piange il cuore, e sto a Brescia, da Lombardo-Veneto, non so, decidete voi, ogni volta che passo la frontiera, vedere questo shock incredibile della differenza di civiltà, di qualità della vita, di servizi che c'è tra loro e noi. Tra Veneto e Lombardia più o meno le differenze non sono significative. Ma sapete da dove viene quel tipo di civiltà, di società? Da una cosa molto semplice, dal fatto che in Svizzera il principio, come dire, dell'autogoverno e della responsabilità è fondamentale. I comuni vivono delle loro risorse, cioè delle tasse che raccolgono sul loro territorio. I cantoni alcune volte sono piccolissimi, che ne so, il Giura ha 70.000 abitanti, pensate voi, altri cantoni della Svizzera interna sono ancora più piccoli. I cantoni, che sono degli stati, vivono delle loro risorse, devono fare una spesa, dovranno mettere delle tasse, devono rendere conto ai cittadini perché hanno messo quella tassa e che servizio vanno a offrire a seguito di quella tassa. Voglio dire, esistono nel mondo e anche vicino a noi delle istituzioni che sono davvero, come dire, vicine ai cittadini, che sono davvero in grado di proteggere la nostra libertà e che sono in grado quindi di dare risposte adeguate. Basta, come dire, appunto che si offra ai veneti e poi anche alle altre popolazioni dell'Italia la possibilità di votare. Ecco, io credo che questo sia il punto cruciale. Noi oggi siamo messi in una situazione che ci obbliga a vedere certe cose. Abbiamo delle categorie che ci hanno inculcato fin da quando eravamo bambini, con la scuola e poi ovviamente con i mezzi di comunicazione, eccetera, ma queste categorie sono contraddittorie. Questo è il punto di forza della nostra posizione. Ci hanno, come dire, educato a credere nella democrazia, nella libertà, nella responsabilità, e nei fatti il sistema che difendono è esattamente il rovesciamento di tutto questo. Per questo io credo davvero che il Veneto sia su un piano inclinato e in fondo a questo piano ci sarà l'indipendenza del Veneto. Non so quanto sarà veloce il percorso, ma sono sicuro che arriverà in fondo,
perché, come dire, non esiste altra possibilità per questa realtà, per questa grande civiltà, per questa grande storia, di poter ripartire, e la gente vuole ripartire. La grande scommessa dov'è allora? Prima citavo i media, i grandi gruppi finanziari, anche lì bisogna provare a fare qualcosa, bisogna provare a far capire a questa parte della popolazione, della società, l'esigenza e la necessità di cambiare, di schierarsi al fianco di chi vuole la libertà, ma soprattutto tra la gente c'è un punto che è cruciale, ed è questo, a mio parere. Io penso che i veneti, in cuor loro, la libertà del Veneto la vogliano. Io sono abbastanza convinto che i sondaggi che sono stati fatti negli ultimi anni in merito alla volontà dei veneti di votare sì o no al referendum siano perfino troppo pessimistici, cioè hanno sottostimato il risultato. Quanto danno al 54, al 55%, secondo me sottostimano. Sono convinto che portati, come dire, di fronte alla scheda elettorale, i veneti voteranno massicciamente per il sì. Su questo non ho dubbi. Qual è però il problema? Il problema è che i veneti, come molte altre popolazioni dell'Italia, sono sfiduciati. Questo è il punto. Cioè i veneti vorrebbero in cuor loro arrivare a quel momento, ma troppo spesso ritengono che sia troppo difficile, non ce lo faranno fare, c'è l'articolo 5 della Costituzione, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente non è così. Torno, ripeto, e chiudo davvero, a rioffrirvi la frase da cui ero partito: smettiamo di obbedire e saremo liberi. Cioè, smettiamo di credere che in realtà, perché quando noi cominciamo a credere in qualcosa, quando noi cominciamo ad avere fiducia in qualcosa, il mondo è già cambiato. C'è un esempio che è straordinario in tutto questo, che molti di noi ricordano, perché credo che la maggior parte delle persone qui in sala abbia l'età sufficiente per ricordare. L'Unione Sovietica, il mondo comunista, sembrava indistruttibile, sembrava che dovesse durare per sempre, l'Armata Rossa, il KGB e così via. E a un certo punto è crollato da un momento all'altro. Per quale motivo? Perché i russi, gli ucraini, i lituani, eccetera, non credevano più in quel sistema. Hanno smesso di credere in quel sistema e tutto è finito. Non c'è stato solo quello, però. C'è stato anche, come dire, chi ha cominciato a pensare che una Lituania libera o una Georgia libera e così via potessero essere la via di salvezza. Noi siamo, come dire, a metà, se volete, a metà del guado. Nessuno, credo, più in Italia crede nella difendibilità di questo sistema. C'è bisogno però che molti più veneti, molti più lombardi, tirolesi e così via credano nella possibilità di creare queste scialuppe che possono appunto portare in salvo le nostre realtà e possono far rinascere appunto da dimensioni molto più umane, da istituzioni molto più piccole, più vicine alla gente, quel grande passato che abbiamo alle spalle e che sta a noi appunto far tornare in vita con impegno, con fiducia e con perseveranza. Vi ringrazio per la